Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, in questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo, nostro Signore, passò dalla morte alla vita, la Chiesa diffusa su tutta la terra chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Vivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Poi immensità del tuo amore per
riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che merito di avere così grande Redentore. O monte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto agli inferi. Di questa notte è stato scritto, la notte splenderà come il giorno, e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti. Mi si parò, piena la purezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, nella solenne liturgia del cielo, frutto del lavoro delle arti, simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo nome pasquale, che un fuoco ardente acceso in onore di Dio, pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce il consumarsi della cera, che la tua madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cielo offerto in onore del tuo nome per illuminare l'oscurità di questa notte risplenda di luce che mai si spegne. Salva la terra profumo suave, si confonda con le stelle del cielo, lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto, Cristo tuo Figlio che è risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive regna nei secoli dei secoli. Fratelli carissimi, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora in devoto l'accoglimento della parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento quest'opera di salvezza incominciata con la Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sopra il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo,
E fu sera e fu mattina, il secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaiono asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno, e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra, e per governare il giorno e la notte, e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli arati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiali, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, i bestiali secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Retta è la parola del Signore, è fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
come inoltre raccoglie le acque del mare, chiude e riserva gli abissi. E l'amore del Signore è piena la terra. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo e li vede tutti gli uomini. Nell'amore del Signore è piena la terra. L'anima nostra attende il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Nell'amore del Signore è piena la terra. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumini i figli da te redenti, perché comprendano che, se fu grande l'inizio della creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione, nel sacrificio pasquale di Cristo Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi, riprese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su il monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé 2 servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fino lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e 2 insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio, rispose, eccomi figlio mio, riprese, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e 2 insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare il suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo, rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide il magnete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'agnete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà nelle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e il mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele viva la fossa. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggi, o Dio, chi teme il rifugio. Preghiamo. O Dio, Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli, e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni. Concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata, per Cristo nostro Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul Faraò e tutto il suo esercito, sui suoi capi e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi capi e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e da davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non potevano avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare, e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li seguivano, e tutti i cavalli del Faraone, i suoi capi e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, con la colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in onda. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscirono a spingere. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte ad Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si versano sugli egiziani, sui loro capi e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare, e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornavano e sommerse i capi e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro di Israele. Non ne scappò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, ed Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, il suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Voglio cantare al Signore perché ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere gettato nel mare. Mia forza e il mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. È il mio Dio, lo voglio lodare, il Dio di mio Padre, lo voglio esaltare. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Il Signore è un guerriero, il Signore è il suo nome. I carri del Faraone e il suo esercito li ha scagliati nel mare. I suoi combattenti scelti furono sommersi nel Mar Rosso. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra. La tua destra, Signore, è gloriosa nella potenza.
La tua destra, Signore, annienta il nemico. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Tu lo fai entrare, lo pianti sul monte della tua verità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Il Signore regna in eterno e per sempre. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria. Preghiamo. O Dio, tu hai rivelato nella luce della tua nuova alleanza il significato degli antichi prodigi. Il Mar Rosso è l'immagine del fonte battesimale e il popolo liberato dalla schiavitù è un simbolo del popolo cristiano. Concedi che tutti gli uomini, mediante la fede, siano fatti partecipi del privilegio del popolo eletto e rigenerati dal dono del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria in excelsis Deo. O Dio,
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Fratelli e sorelle, vi annuncio una grande gioia. Alleluia, rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Alleluia, alleluia, alleluia. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò ma resterò in vita, e annuncerò le opere del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. La pietra scattata nello scultori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un grande terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto. Infatti, come aveva detto,
che disse: salute a voi. Ed essi si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Parola del Signore. Non siamo abituati a veglie pasquali così brevi e proprio per questo motivo quella che celebriamo quest'anno entrerà nella storia. Nonostante però la brevità che la contraddistingue, brevità che è giustificata dall'ossequio delle indicazioni che ci sono arrivate quest'anno dalla Santa Sede, dalla CEI, dal nostro Vescovo, la veglia conserva però, possiamo dire, tutta la sua bellezza, tutta la sua maestosità. E davvero allora possiamo dire insieme a Sant'Agostino che anche questa veglia pasquale è Mater Omnium Sanctarum Vigiliarum, madre di tutte le veglie, la madre, la fonte e il culmine di tutte le celebrazioni dell'intero anno liturgico. Questa bellezza, questa maestosità che la contraddistingue, traspare nelle quattro parti che anche quest'anno compongono questa veglia pasquale. E questa omelia allora vuole un po' riprendere queste quattro parti. La prima parte è il lucernario, ovvero un rito che noi siamo soliti celebrare all'esterno della Chiesa e durante il quale viene benedetto il fuoco. E dalle braci di questo fuoco, meglio, dalle fiamme di questo fuoco, poi si accende il cielo pasquale dopo averlo preparato con dei piccoli riti brevi ma suggestivi. Poi, come ricorderete dagli anni passati, il cielo viene portato processionalmente all'interno della chiesa, mentre il luogo sacro è completamente buio ed è semplicemente illuminato dalla fiammella fragile ma luminosa del cielo pasquale che procede in sede nella processione verso l'altare, verso il presbiterio. E per 3 volte il sacerdote canta Cristo, luce del mondo. A causa del coronavirus quest'anno non ci siamo limitati alla sola accezione e poi a ciò che conclude il lucernario, ovvero il preconio pasquale, una lunga preghiera che all'inizio di questa veglia ho cantato. E c'è un passaggio molto interessante nel preconio che mi auguro abbiate tutti ascoltato con grande attenzione in ogni suo passaggio. È una preghiera importante perché il preconio esprime la gioia incontenibile della Chiesa proprio all'annuncio della risurrezione di Gesù, quella risurrezione che segna il passaggio alla vita per ogni uomo, il passaggio dalla morte alla vita per ogni uomo. Ebbene, è un passaggio, vi dicevo, che vado ora a leggerlo e che dice così: questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Sappiamo che quest'anno questo annuncio pasquale ha un significato del tutto particolare, ha un significato del tutto singolare, in un momento in cui ci troviamo, come è stato, abbiamo anche ripetuto in tutti questi giorni, ci troviamo a vivere nella situazione di una pandemia dovuta
minuscolo virus, talmente minuscolo da non essere visibile ad occhio nudo, ma che ha messo a ferro e fuoco la nostra patria, gli altri stati europei e non, e ha messo a fuoco anche in un grande silenzio i nostri paesi. E allora questo messaggio pasquale ci auguriamo possa essere ancora più vivo ed efficace in questa circostanza, possa essere per noi veramente un augurio di buona Pasqua, l'augurio di una buona Pasqua che segni veramente un cambiamento in meglio, in positivo in questo senso, e si vada veramente verso una risurrezione. Chiediamo al Signore in modo particolare questa sera che ci dia la grazia, anche se occorrerà del tempo e chissà se sarà poco o tanto, non lo sappiamo, ma chiediamo al Signore la grazia di poter tornare quanto prima a quella normalità che conosciamo e a cui siamo abituati, una normalità che ci possa fare scoprire anche una rinnovata e ritrovata bellezza dei rapporti fraterni, dei rapporti tra di noi. E poi c'è il secondo momento della Vega Pasquale, che consiste in una liturgia della parola un po' più cospicua rispetto a quelle a cui siamo abituati nelle messe feriali, domenicali o festive. È cospicua, il motivo naturalmente lo si comprende dato quello che noi stiamo celebrando questa sera, e attraverso di essa la Chiesa ci ha fatto meditare questa sera le grandi meraviglie che il Signore ha compiuto fin dall'inizio, e queste letture ci danno e ci consentono ancora una volta di confidare nella promessa dell'amore eterno di Dio. Tra le letture ne voglio ricordare due di quelle che abbiamo ascoltato insieme. La prima è l'Epistola, quella che abbiamo ascoltato dopo il canto di Gloria, per capirci, dove l'Apostolo a un certo punto, rivolgendosi ai cristiani di Roma, dice così: se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Si tratta ancora una volta di ripetere questo grande annuncio pasquale, ma che in questo passaggio dell'Apostolo trova una illustrazione molto bella. Cristo infatti non muore più, e se Cristo non muore più, allora neppure noi moriremo più. Ormai, grazie alla risurrezione di Cristo, la vita ha avuto l'ultima e definitiva parola. Ma c'è anche un richiamo che non va tralasciato, altrimenti si rischia di strapapire il messaggio pasquale, e riguarda una necessità, quella di morire con Gesù per risorgere con Lui. Non dimentichiamolo, oggi noi gioiamo, ma ieri eravamo e stavamo davanti alla croce a contemplare un Cristo che ha dovuto soffrire, un Cristo che ha dovuto morire, un Cristo che ha dovuto passare attraverso il martirio terribile della croce, tra atroci sofferenze, morire per arrivare alla gioia pasquale. Come a dire per noi che c'è un collegamento, una connessione molto stretta tra la Quaresima e la Pasqua. E da questo punto di vista, ciò è quello che viviamo anche noi nella nostra vita, quello che noi abbiamo celebrato liturgicamente in questi 40 giorni, e che si lega a quello che noi oggi celebriamo, è anche la nostra vita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il cammino della santità passa attraverso la croce per giungere alla risurrezione. Questo vale anche per noi.
E quella croce possiamo comprendere nella nostra vita come l'amore vissuto fino all'estrema conseguenza del dono di sé, per Dio e per i fratelli. E poi non possiamo dimenticare anche la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, che ci ha narrato il racconto della visita delle donne al sepolcro secondo la versione dell'Evangelista Matteo. Le donne trovano un sepolcro che ormai è vuoto alla loro vista, e da qui si sprigiona questo triplice annunzio: è risuscitato dai morti, ora vi procede in Galilea, là lo vedrete, non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno crocifisso, è risorto, è qui. E poi secondo il Vangelo di Luca: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato. Vedete, fratelli e sorelle, anche noi dobbiamo sostare su questo annuncio triplice che segna la storia umana, l'ha segnata 2000 anni fa, continua a segnarla fino ad oggi e continuerà a segnare la storia per sempre. L'annuncio della vita e della salvezza. Nulla da quell'annuncio in poi può più davvero costituire motivo di timore e di smarrimento. Anche in questi giorni particolari, nulla di più interessante e decisivo, allora è più possibile anche ascoltare nell'intera vita. Il terzo poi momento della veglia pasquale continuerà anche tra poco, dopo la liturgia della parola, con la liturgia battesimale, dove noi ci limiteremo quest'anno alla sola rinnovazione delle promesse del battesimo, che consistono nelle tre rinunce al Satana e al peccato e nelle tre professioni di fede, e questo ci permetterà di ricordare la grazia del nostro battesimo, la grazia fondamentale a cui, se ci pensiamo, possiamo dire è scritta anche tutta la nostra storia cristiana. È proprio nel battesimo che c'è tutto quello che noi siamo e tutto quello anche che siamo chiamati ad essere. Sant'Agostino a questo riguardo afferma: cristiano diventa ciò che sei. Allora comprendiamo che rivivere in qualche modo il battesimo attraverso questo piccolo segno, che piccolo è per modo di dire, che faremo tra poco, e farlo proprio all'interno di questa notte santissima della veglia pasquale, significa per noi tutti riprendere in mano davanti al Signore quello che noi siamo per grazia, ma anche di impegnarci di nuovo a partire da questa sera con rinnovato ardore per far fruttificare quel dono che noi all'inizio di questa vita terrena abbiamo ricevuto, il dono inestimabile del battesimo, appunto, che è il dono. E concluderemo poi la veglia pasquale con il quarto momento, la quarta parte, che è la liturgia eucaristica, che già conosciamo molto bene e che consiste questa sera in modo particolare, quasi da parte del Signore per ciascuno di noi, a un invito alla sua mensa, un invito che sentiamo ancora più caldo, ancora più accorato, ancora più fraterno. È la mensa che il Signore ha preparato appunto al suo popolo per mezzo della sua morte e risurrezione, che tra poco rivedremo su questo altare. E così appare anche qui un legame, quello tra il mistero della Pasqua e la celebrazione eucaristica. Per questo motivo, quello che noi siamo soliti vivere ogni domenica qui, e in quest'ultimo mese con modalità nuove, tecnologiche, che ci permettono almeno di essere un po' più fisicamente, anche se non siamo totalmente qui in chiesa, noi
questo viviamo ogni domenica. Ecco perché la messa domenicale la chiamiamo Pasqua della settimana, perché in modo particolare nella messa domenicale lì noi viviamo il mistero pasquale, e questo ogni settimana, ma poi anche ogni giorno su tutti gli altari di tutte le chiese del mondo. A noi è donata, a tutti noi, la possibilità di rivivere questo grande mistero che abbiamo celebrato con così tanta solennità, nonostante tutto e nonostante i nostri tempi, in questo triduo pasquale. E allora l'invito anche, se lo faremo attraverso la comunione spirituale, quello di non arrendersi, ma di continuare ad attingere a questa grazia della salvezza. E allora anche noi saremo beati, sì, beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati dell'uomo. Buona Pasqua a tutti voi. Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte, per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere, e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Fratelli e sorelle, rinunciate a Satana, Rinuncio, e a tutte le sue opere, rinuncio, e a tutte le sue seduzioni. rinuncio. Fratelli e sorelle, credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo, Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, il nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre. credo, Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. credo. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia, in Cristo Gesù nostro Signore, nella vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, in questa notte santissima, in cui la potenza dello Spirito Santo ci crea come uomini nuovi a immagine del Signore risorto e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime, perché la gioia della Pasqua si estenda nel mondo intero. Diciamo insieme: per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa di Dio, perché abbia sempre più viva coscienza di essere la comunità pasquale, generata da Cristo, umiliato sulla croce e glorificato nella risurrezione. Preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, perché nell'aspersione del sangue e dell'acqua che scaturiscono dallo stato di Cristo, rinnovino la grazia della loro rinascita nello Spirito. Preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per l'umanità intera, perché si diffonda nel mondo il lieto annunzio che in Cristo si fa la pace tra l'uomo e Dio, l'uomo e se stesso, l'uomo e i suoi fratelli. Preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per le nostre famiglie, perché in ogni casa si celebri nella sincerità e nella verità l'evento pasquale e si condivide il dono del Signore con la festosa ospitalità ai piccoli, ai poveri e ai sofferenti. Preghiamo. Per la santa risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutte le sorelle e i fratelli defunti, perché fin da ora siano commissari al banquete eterno, nell'attesa della risurrezione dei corpi
e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare. Concedi a ogni uomo e a ogni donna che si dicono cristiani di rinnovarsi nel pensiero e nelle opere, con la fede di chi nel battesimo si sente risolto, per Cristo nostro Signore. Amen. Cantate Domino canticum novum, cantate, 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 benedicite Dominus. Cantate Domino canticum novum, cantate, 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 benedicite Dominus. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, e per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo, perché questo santo mistero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito, Inalto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte, nella quale Cristo, il nostro Pasqua, si è immolato. E lui il vero agnello che ha tolto il peccato del mondo, e lui che morendo ha distrutto la morte, e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Leni sur celi et terra, gloria tua.
Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, a te la lode e la tua creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a donare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e il nostro Signore, che ha secondato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, lucidamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci l'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci mettiamo del corpo e il sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo il sacrificio di riconciliazione con la Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Collegio Episcopale e tutto il clero e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza nel giorno, nella notte gloriosa della risurrezione del Cristo Signore, nel suo vero corpo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo
con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, usiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donane unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi E con il tuo spirito. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, così soltanto una parola e io sono salvato. Nei cieli grido suono, Cristo Signore trionfò. Alleluia, alleluia, morte di croce di pati, ora al suo cielo risalì. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è
esortiamo insieme a Lui. Alleluia, alleluia. Tutta la terra clamerà, tutto il cielo griderà. Alleluia, 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 alleluia. Preghiera per la comunione spirituale, per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso ricederti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te, non permettere che io mi separi più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con inesauribile forza del cuore, perché rinnovata ai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Tramite il servizio di TV Media 24 approfitto per rivolgere i miei auguri a tutti i parrocchiani e amici che questa sera hanno seguito e hanno partecipato attivamente a questa veglia pasquale. L'appuntamento è domani mattina alle 9:50 per la messa della solennità del giorno di Pasqua. Approfitto per ringraziare tutte quelle persone, Luca, tutte le nostre persone attive in parrocchia, le nostre suore, per il servizio che fanno durante tutto l'anno. E insieme continui la nostra preghiera per chiedere l'aiuto a Dio per questi giorni che sono così complessi, ma anche per poter vivere cosa più importante e legata alla prima, quello che noi siamo, cristiani, salvati da Cristo vincitore nel giorno di Pasqua. Il Signore sia con voi. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che tutti i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Christus vincit, Christus regna, Christus sigera. Francisco suo pontifici et universali patri, pacifica et salus perpetua. Christus vincit, Christus regna,
issum, pacifica et salus perpetua. Christus vinci, Christus regna, Christus vivera. Tempora bona veniat, pax Christi veniat, regnum Christi veniat. Christus vinci, Christus regna, Christus vivera.